Una consigliatura volge al termine, anzitempo, dopo soli 2 anni e mezzo Massimo Zedda ha rassegnato le dimissioni, rimangono sul tappeto tutta una serie di questioni irrisolte, se così vogliamo dire. Giorgio Angius, riformatori sardi, un tema è quello della prostituzione in città, le aree conosciute oramai da tanti anni, Viale Trieste, poi c'è anche Viale Po, Viale Elmas, insomma tutta quella zona lì, i residenti continuano a lamentarsi. Sì. È sicuramente un segno di un'amministrazione che non è stata attenta verso le periferie, e il fenomeno della prostituzione, così come altri fenomeni che albergano nelle periferie abbandonate, sono un evidente segno di incapacità di programmare un futuro diverso per queste zone. Se noi vediamo delle zone che sicuramente non erano di maggior pregio in comuni limitrofi, e penso a Sestu, abbiamo visto come sono esplose le attività commerciali. Questi viali di uscita di Cagliari potrebbero essere le zone in cui insediare grandi attività commerciali che avrebbero gli spazi per poterlo fare, e sicuramente nel momento in cui si porta progresso e ricchezza in queste zone si eliminano gli altri fenomeni che sono un segno assolutamente di abbandono. Per quanto concerne l'aspetto commerciale, certo, bisogna attendere l'iniziativa magari di questo o quel privato. Il Comune, dal suo punto di vista, in questi ultimi anni, che cosa non ha fatto o che cosa avrebbe dovuto fare? Il Comune poteva fare invece tantissimo, perché la pianificazione urbanistica è competenza del Comune e può farla gratis. Nel momento in cui il piano urbanistico prevede in queste aree uno sviluppo commerciale, i privati possono effettivamente attivare quelle attività commerciali che altrimenti sarebbero negate, e ci sono ampie zone non pianificate delle periferie. Altra cosa che può fare il Comune è l'arredo urbano, è realizzare dei viali che siano dei viali curati, alberati, illuminati, dove si possa attraversare la strada senza rischiare la vita. Questo può farlo il pubblico, e convertire questi vialoni di uscita, che alla fine non hanno nessun pregio urbano, in viali pregevoli che possono ospitare attività commerciali. Tempo addietro qualche residente, attraverso una raccolta firme, ha portato il problema qui al Comune. Lei come giudica il fatto che sono venuti qua in Comune e poi non è avvenuto nulla di concreto? Purtroppo questa amministrazione si distingue per non aver accettato nessun consiglio delle attività produttive, nessun consiglio degli operatori, nessun consiglio di buona fede data dai cittadini. L'amministrazione che verrà sicuramente sarà un'amministrazione aperta ai cittadini e alle buone idee. Abbiamo visto in questi anni raccolte di firme, petizioni che hanno petizioni portate avanti con buon senso, con idee buone, con idee gratuite che potevano essere portate avanti, e addirittura il sindaco di Cagliari ha detto: più vi lamentate meno io faccio, perché sono io che comando. Ricordiamo tutti il Marchese del Grillo, questa è l'amministrazione come il Marchese del Grillo. In un flash, Angius, una tematica non locale ma nazionale che però un po' si rifà. Case chiuse e riapertura, lei è favorevole o contrario? Noi abbiamo presentato con Pierpaolo Vargiu, deputato, un progetto di legge nella scorsa legislatura in Parlamento favorevole alla riapertura delle case chiuse con determinate caratteristiche.